Aumentano gli arrivi di migranti sulle coste italiane. A luglio a Lampedusa c'è stato un vero e proprio boom. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, ammette di stare seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, augurandosi di non dover affrontare una nuova stagione di trasferimenti in strutture, quelle sparse nella provincia, che si stanno progressivamente svuotando. Il timore e la preoccupazione c'è, non fosse altro perché è chiaro che, come dire, si tratterebbe di andare a riempire nuovamente in misura significativa quelli che sono gli spazi che abbiamo e quindi questo andrebbe anche in qualche modo in contraddizione con l'impegno preso da tempo con i sindaci di ridurre il più possibile le presenze. Dobbiamo evidentemente attendere gli eventi. Sperando, aggiunge il prefetto, che il lavoro che sta compiendo a livello internazionale il ministro dell'Interno Lamorgese porti a ridurre la tensione sulle coste. Tema migranti tornato di stretta attualità non solo per gli sbarchi, ma anche per il focolaio di Covid di Jesolo, con i richiedenti asilo positivi trasferiti a Cavarzere. La situazione di Venezia somiglia un po', per fortuna, con esiti diversi a quello che era capitato nella caserma Serena. Qui la fortuna è stata di avere un solo positivo e capisco diciamo così, le preoccupazioni dei sindaci del luogo, ma evidentemente un focolaio non vuol dire necessariamente un'epidemia. Non intende sentir parlare di nuovi arrivi il sindaco di Treviso Mario Conte, che ricorda i disordini all'ex caserma Serena di poche settimane fa. Non è una questione di razzismo, premette, ricordando di aver ricevuto a Cassugana proprio ieri i 3 giovani migranti che si sono diplomati al Palladio e al Giorgi. Il prefetto è ben consapevole che Treviso da un punto di vista dell'accoglienza ha già dato e sta già dando molto, perché ripeto, all'interno della struttura ci sono più di 330 persone, quindi credo che Treviso stia già abbondantemente facendo un servizio importante e non ha altri spazi da mettere a disposizione.